in una manciata di giorni, tra il 20 e il 26 potremmo dire, no? Di dicembre, a distanza di pochi giorni dalla strage, quando molti elementi che si sono accumulati nei giorni precedenti inducevano, a rigor di logica, a prendere altre strade investigative, e invece appunto il destino fatale per Rosa Bazzi o Lindo Romano si condensa in pochissimi giorni in virtù di determinate operazioni investigative che vengono poi condensate in verbali che dovrebbero far fede, che sono importantissimi da questo punto di vista perché certificano come sono andate determinate operazioni di indagine, che sono quelle appunto fondamentali per poi addossare la responsabilità della strage a Lindo e Rosa. Questi verbali ci dicono storie che non tornano. Alcune questioni ha cercato di porle anche Antonino Monteleone al maresciallo Gallorini, il quale, sintetizzo, ha detto: no, io ho fatto tutto per bene, siete voi che avete manipolato determinati audio, che avete manipolato determinate cose, e io non ho niente da rimproverarmi. Allora, vediamo di entrare nel dettaglio di questi verbali, perché invece, al contrario, io la penso esattamente come Edoardo Montolli, come Felice Manti, che sono i primi a metterci mano carte, e come Antonino Monteleone, che studiate approfonditamente anche lui, e anch'io penso che non tornano molte cose. Voi le avete evidenziate queste cose che non tornano nella vostra richiesta di revisione. Nelle precedenti puntate noi ci siamo occupati. Perché dico che in pochi giorni succede tutto, no? Ai fini dell'incolpazione dei due? Perché tra il 20 e il 26 si mettono in fila una serie di fatti che portano prima al fatto che si dice che il signor Frigerio, sopravvissuto, riconosce Olindo, ed è determinante il suo colloquio con il citato Gallorini. Secondo, il 26 si trova la famosa traccia ematica di sangue addirittura sulla macchina di Olindo Romano, sul battitacco, e ne abbiamo parlato di entrambe queste due questioni con degli esperti. Alla luce di quello che abbiamo detto nelle puntate precedenti, io vorrei, Avvocato Schemini, in questa nostra conversazione, entro le ore 9, tornare proprio su questi verbali di questi 6 giorni sostanzialmente, dal 20 al 26, perché che ne dica, diciamo, il maresciallo Gallorini nel colloquio del suo colloquio del 20 di dicembre con il signor Frigerio, la gestione dei verbali ha quantomeno dell'improbabile. Cioè la sensazione che emerge poi, mettendo insieme il modo in cui vengono resocontate, cioè verbalizzate queste operazioni, è che le operazioni siano state fatte in maniera da infilarle una dietro all'altra, con una determinata logica, che è quella accusatoria nei confronti dei due, di Olindo e Rosa. Però i verbali ci dicono anche che le cose non tornano. Non tornano, e vorremmo ripercorrerle con lei proprio in dettaglio, dopo aver sentito gli esperti. Allora, di questo colloquio del 20 di dicembre, noi abbiamo una verbalizzazione che definire anomala è poco. Perché, avvocato? Vediamo di ricondurre tutto a logica. Guardi, lei ha richiamato ieri la trasmissione delle Iene, dove il luogotenente avrebbe detto che gli audio sarebbero stati manipolati dalle Iene, no? Magari non lo so se sono stati manipolati da qualche altro, però certamente non dalle Iene, anche perché è chiaro che insomma c'è l'audio, quindi lo può ascoltare. Il luogotenente Gallorini fece il nome di Olindo ben 9 volte al signor Frigerio. Questo è un dato documentale di fatto, quindi non c'è nessun trucco, nessun inganno, è certificato da un documento. Ma la cosa, diciamo, proprio il verbale mi sembra un elemento non solo dirimente, ma noi abbiamo puntato nella richiesta di revisione proprio su quel verbale che il luogotenente Gallorini fece il 20, al di là dell'audio, perché su quel verbale c'è scritto che Frigerio, scrive il luogotenente, disse che il suo aggressore poteva essere Olindo. In realtà se c'è l'audio, uno può ascoltare l'audio, e Frigerio tutto dice tranne che il suo aggressore poteva essere Olindo. E il luogotenente a fare questa tipologia di domanda al Frigerio, cioè se il suo aggressore poteva essere Olindo, ma non Frigerio a dire al luogotenente Gallorini che l'aggressore poteva essere Olindo. Ora, perché dico che è importante?
perché vede, questo verbale, a nostro giudizio, ha in un certo senso dato una direzione all'intera inchiesta sulla strage di Erba. Perché questo verbale... Ecco, avvocato, non per interromperla, ma il verbale in questione dice che Frigerio riconosce Olindo come suo aggressore. Certo. E semplicemente non è vero. È un verbale che attesta il falso, perché nell'ascolto della chiacchierata con Gallorini, Frigerio non farà mai il nome di Olindo. Succede il contrario, che lo fa il carabiniere Gallorini al signor Frigerio, e poi in aula dirà che non l'ha mai fatto. Sì. Però il contrario non avviene. Quindi diciamo che è un verbale che certifica qualcosa che non è vero, giusto? Se così è. Cioè, quel verbale contiene un'informazione che non è stata data da Frigerio. Frigerio ha dato altre informazioni e quindi chi ha verbalizzato malamente. Il problema, oltre diciamo al contenuto del verbale, il quale verbale è finito in tutte le sentenze di condanna, cioè, ci sono ulteriori sottolineature da dover fare. Quel verbale non è firmato, quel verbale non ha data, quel verbale non ha un timbro di deposito. Allora la rifermo, avvocato, sempre per capire bene, perché queste sono cose molto importanti, perché se uno si fa attenzione e dice ma le cose sono state gestite così per quella che è stata definita l'impresa criminale più atroce nella storia della Repubblica, no? Allora, un evento straordinario di gravità assoluta e le indagini vengono fatte così? Questa è la domanda che dobbiamo anche... Poi io me la faccio questa domanda, onestamente. Stiamo parlando di un verbale che dice su una cosa fondamentale, che verrà poi incorporata anche in sentenza, il falso. Cioè io traduco, cioè il verbale dice che il signor Frigerio ha riconosciuto Lindo, e non è vero, perché uno basta che si ascolti il nastro, la conversazione, e lo certifica in maniera assoluta, senza alcun dubbio. E questo verbale così importante, lei sta dicendo, non è firmato, sì, non reca il timbro, sì, e salta fuori, come abbiamo visto parlando con l'ingegner Rabitti, durante molti giorni dopo, all'interno della consulenza sul contatore e sull'Enel, diciamo, sui contatori dell'Enel all'interno dell'appartamento della strage, cioè in un contesto che non c'entra assolutamente nulla con tutto ciò. Perché salta fuori? Ecco, mettiamo un po' in fila tu, perché veramente ha dell'incredibile questa cosa. Un verbale importantissimo che dice cosa non vera e che oltretutto non è firmato, non ha timbro, e salta fuori dopo 20 giorni, quasi più o meno, 17 giorni. Ma così è, così come ha detto lei, e ha dell'incredibile questa cosa, perché viene inserito come se fosse un foglio volante nell'ambito dei tabulati Enel, insomma. Qualche giorno prima viene inserito rispetto all'arresto di Olindo Rosa. Quindi il verbale contiene delle informazioni del 20 dicembre date da Frigerio, che sarebbero state molto importanti, però non viene osteso alla Procura della Repubblica ufficialmente, non viene firmato, non viene datato e viene trasmesso come se si dovesse tra virgolette confezionare un qualcosa, proprio una prova dichiarativa, viene diciamo quasi in sordina, cioè viene allegato a dei tabulati telefonici. Non è protocollato, o meglio, un numero di protocollo poi successivo rispetto a degli atti che vennero fatti in date successive rispetto al 20 dicembre. Quindi su questo ha puntato anche il dottor Tarfus nella sua richiesta di revisione. Ecco, avvocato, io mi chiedo a questo punto come una cosa così sbilenca, per usare, mi perdoni, un aggettivo non giuridico, non tecnico, ma come una cosa così zoppicante, così losca, mi faccia usare anche questo aggettivo perché viene naturale pensarlo, com'è che una cosa così zoppicante, sbilenca, losca, riesce a superare 1, 2, 3 gradi di giudizio? In qualche modo voi, in primo grado a Como, voi avvocati, e lo scomparso appunto avvocato Pacia, avevate cercato di richiamare l'attenzione su questi aspetti. Com'è che vi hanno tagliato la lingua? Cioè, hanno tagliato la lingua, consideri, lei si ricorderà che a Como ci hanno
tolto, revocato 50 testi, ben 50 testi. Diciamo che tutti quanti, ma l'intera Italia all'epoca si concentrò sulle confessioni e quindi tutto il resto all'epoca si riteneva fosse inutile approfondire, evidentemente. Per esempio, tornando proprio al verbale, com'è che ci hanno tagliato le gambe, nella nostra lista testi, uno dei testi revocati era proprio il capitano Beveroni, che insieme a Gallorini andò quel 20 dicembre a trovare Frigerio. Quindi anche lui avrebbe dovuto sentire il riconoscimento. Certamente, anche perché quel verbale non è firmato dal capitano Beveroni. Perché, cioè, se effettivamente avesse detto Frigerio in data 20 dicembre, quando le indagini erano in pieno svolgimento e quando tutta Italia si aspettava che gli assassini venissero assicurati alla giustizia, avesse detto Frigerio il mio aggressore è stato Lindo, sicuramente gli ufficiali dei carabinieri, quali il capitano Veroni, avrebbe certamente dovuto mandare subito, immediatamente alla Procura della Repubblica una relazione e subito dopo, il giorno dopo, 2 ore dopo, i pubblici ministeri certamente sarebbero andati da Frigerio a raccogliere le sue dichiarazioni. Ebbene, è questo che è sconvolgente. Non c'è una firma del capitano Beveroni sul verbale, e il verbale evidentemente è stato fatto giorni dopo rispetto a quel colloquio del 20 dicembre ed i pubblici ministeri non andarono a Frigerio. Ciò significa che in data 20 dicembre nessuno informò i pubblici ministeri di questo colloquio, ovvero di questa rivelazione del Frigerio determinante. E se nessuno li informò, significa che in data 20 dicembre il signor Frigerio non riconobbe certamente Olindo, ma continuò a indicare un soggetto rivasto, sconosciuto, non di erba e non del posto. Ma nel famoso verbale che compare molto tempo dopo c'è scritto l'esatto contrario. E certo. E questo è il grosso problema che nessuno ha voluto attenzionare, evidentemente. Adesso noi ci auguriamo che questo aspetto venga. Insomma, diciamola corta, avvocato, a Como voi siete stati messi nell'impossibilità di far presente queste cose e di discuterle in tribunale, giusto? Sì, certo. Ma questa è una menomazione del diritto di difesa clamorosa, stratosferica. Sì, si chiama così, come ha detto lei. Però evidentemente molti si sono girati dall'altra parte. Ecco, diciamo così, tanto c'erano le confessioni, quindi anche andiamo a approfondire. Allora, a rigore, avvocato Schembri, a rigore questo è un elemento nuovo che dovrebbero valutare di nuovo i giudici. Questo è un elemento nuovo perché nessuno mai ha approfondito. Cioè, nel senso, per esempio, io sarei, diciamo, molto curioso di conoscere finalmente la versione di uno degli ufficiali dei carabinieri che quel verbale non l'ha firmato. Cioè il citato oggi non ho avuto il piacere di sapere il motivo per il quale quel verbale non l'ha firmato, nonostante io parlo del capitano Beveroni che era lì presente, perché non ha, diciamo, firmato e condiviso con il locotenente Gallorini il verbale, visto che era lì presente. Perché evidentemente non ha sentito Frigerio pronunciare Olindo, oppure perché evidentemente non sapeva neppure che quel verbale poi venne inviato successivamente. Questo non lo possiamo dire, è un punto interrogativo, naturalmente, che non per colpa della difesa, ma per impossibilità difensiva, perché diciamo tutti i testi su questo punto ci sono stati revocati come se fossero punti che non dovevano essere toccati, e la stessa cosa dicasi per la tracematica. Probabilmente nella convinzione di ecco, se volessimo parlare di buona fede, tanto c'è la confessione, probabilmente le indagini sono state fatte un po' così, ma tanto hanno confessato, che cosa dobbiamo
recuperare oppure approfondire. Ecco, Avvocato Schembri, fatta questa precisazione sul 20 di dicembre e su questo verbale che non torna da nessuna parte, che compare in maniera losca molti giorni dopo, all'interno di tutt'altra perizia, quella del contatore, eccetera, quello che abbiamo detto fino adesso, che non è firmato dall'altro ufficiale Beveroni che era lì, fatte tutte queste premesse sul 20 di dicembre e queste precisazioni sul verbale, ce n'è un altro di verbale che non quadra e anche questo è clamoroso. Perché il 26, 6 giorni dopo, i pubblici ministeri vanno ad ascoltare il signor Frigerio, no? Sì. E in maniera molto precisa, documentata, voi e i vostri esperti, e i consulenti, nella richiesta di revisione, commentate come anche questo verbale dica sostanzialmente il falso. Cioè il signor Frigerio il 26 dicembre non riconosce Olindo come verrà falsamente certificato da questo verbale e stavolta il verbale lo fanno i pubblici ministeri. O sbaglio? Ma qui praticamente c'è un verbale che viene redatto dopo qualche... No, qualche questa ora storia dopo di verbali è molto importante perché i verbali raccontano come... dopo rispetto diciamo alle dichiarazioni di Frigerio, quindi non nell'immediatezza ma viene redatto successivamente e non c'è corrispondenza tra il verbale in forma riassuntiva e la trascrizione che all'epoca fecero i carabinieri, in realtà Frigerio anche in quella circostanza, dicono i nostri esperti, non fece il nome di Olindo, ma prestò acquiescenza alle domande che gli posero i pubblici ministeri, evidentemente convinti da qualcheduno che già il Frigerio avesse fatto il nome di Olindo. Ecco, io le leggo, Avvocato. 7 giorni dopo, sostanzialmente pensando, ritenendo, io dico, immagino, ritenendo che già l'avesse fatto questo nome, perché le domande anche lì risultano suggestive perché vengono fatte proprio sull'Olindo, quindi immagino che in buona fede si sia partiti in buona fede e con il pensiero che già Frigerio avesse fatto questo nome. In realtà Frigerio in mezzo presta acquiescenza alle domande se è stato l'Olindo o meno, subito dopo dirà che di non ricordarsi nulla del suo aggressore e quel colloquio finisce con un nulla di fatto perché anzi attesta proprio che Frigerio sta molto male, tant'è vero che non appena usciranno i pubblici ministeri entrerà il suo avvocato, entreranno i suoi figli e lui confermerà ai suoi figli, al suo avvocato, che del suo aggressore non si ricorda nulla. Però, Avvocato, il punto che mi interessa rilevare, qui vorrei citare, è quello che scrivono i vostri consulenti, no? In merito a questa audizione da parte dei ministeri di Frigerio il 26 dicembre. I vostri consulenti scrivono esattamente così. Si sottolinea che anche in questa data, differentemente da quanto sostenuto nelle sentenze e nel verbale, ci risiamo, riassuntivo dei pubblici ministeri, no? Diversamente da quanto in sentenza e nel verbale dei pubblici ministeri, Mario Frigerio continua a fornire una descrizione fisica che non corrisponde a Olindo e non fa il nome di Olindo Romano spontaneamente, nonostante i pubblici ministeri glielo nominino 7 volte. A partire dalle ore 10 ha luogo la terza audizione di Mario Frigerio. Secondo le sentenze è in questa data che Frigerio avrebbe riconosciuto Olindo. In Frigerio, scrivono i consulenti, i vostri esperti, che sono i massimi esperti non solo in Italia, in Mario Frigerio è palese l'evidente confusione espositiva nella quale indica il vicino di casa. Sono gli stessi pubblici ministeri a rendersene conto di nuovo in data successiva, il 2 gennaio, quando, riferendosi all'audizione del 26 dicembre, diranno: senta, l'altra volta quando siamo venuti a sentirla che non stava tanto bene. È questo che scrivono i vostri consulenti. Ma anche qui allora uno ne deduce una cosa molto chiara, che nel verbale riassuntivo dei pubblici ministeri c'è scritto qualcosa che non è accaduto, che non è vero, in poche parole. Abbiamo un altro caso di verbale a 6 giorni di distanza da quello di Gallorini che dice qualcosa che non è accaduto. Come lo mettiamo? Come ne usciamo da qua? Ecco perché abbiamo attenzionato anche questa circostanza, importantissima circostanza, che non c'è stato un riconoscimento sostanzialmente né il 20 né il 26. Ci sono gli audio, i nostri esperti li hanno analizzati, Frigerio presta acquiescenza
acquiescenza, ma non pronuncia il nome di Olindo. E questa è un'altra circostanza importante, perché le sentenze si reggono sul verbale del 20, cioè fanno dire a Frigerio il nome di Olindo il 20 e il 26. Secondo le sentenze ci sarebbero stati due riconoscimenti, uno il 20 e uno il 26. In realtà, come non è così. Giustamente lei, come dicono i nostri esperti, un riconoscimento non c'è stato, e quindi non c'è neppure una coincidenza tra gli audio e i verbali. Ecco, un verbale riassuntivo nel quale viene anche scritto letteralmente che Frigerio avrebbe detto: non ho detto subito di aver riconosciuto Olindo non perché volessi coprirlo, ma perché stentavo a credere che potesse aver fatto una cosa del genere. Bene, questa frase Frigerio non la pronuncia mai. Mai, non c'è. Quindi diciamo che cosa le posso dire? Errori, suggestioni, visto che il verbale è stato fatto dopo, si sono scritte delle cose sbagliate? Certamente non c'è coincidenza, cioè certamente quella frase Frigerio non la pronuncia, non pronuncia il nome di Olindo, ne presta acquiescenza alle domande dei pubblici ministeri, e questo è. Cioè, poi se è stato fatto per errore o altro, si vedrà. Io le posso dare il dato grezzo e le dico che le sentenze scrivono che il 20 dicembre, poi il 26 dicembre, Frigerio ha riconosciuto Olindo Romano. Io oggi le posso dire, noi possiamo con tutta tranquillità dire che Frigerio sia il 20 sia il 26 non ha riconosciuto Olindo Romano. Ecco, avvocato, se lei mi permette, io voglio citare di nuovo le conclusioni a cui arriva il collegio dei vostri consulenti, che ripeto, sentiremo poi nel corso di queste trasmissioni uno per uno, a partire dal professor Sartori e altri. Sono le massime eccellenze nel campo neuroscientifico in Italia e non solo. Risulta dunque chiaro, e anche gli esperti che hanno rivisto tutto questo materiale, risulta dunque chiaro che il 26 dicembre, scrivono i vostri consulenti, Mario Frigerio non, scritto maiuscolo, non ha riconosciuto Olindo Romano, e quanto le domande suggestive intervenute sia precedentemente sia nel corso di questa audizione del 26 dicembre hanno fatto leva sul testimone a causa della sua condizione clinica, e lo dimostrano l'insicurezza, la confusione e le contraddizioni nel corso di questa audizione, dovute all'effetto combinato del peggioramento delle condizioni cliniche, che tocca in questa giornata il suo punto massimo in Frigerio, e della presenza di ulteriori domande suggestive che hanno impattato sull'incertezza manifestata da Frigerio. Sotto il profilo scientifico, l'inserimento di elementi aggiuntivi nella memoria di un testimone vulnerabile, oltre a provocare indebolimento del ricordo originario, porta alla comparsa di vere e proprie confabulazioni, cioè cose inventate, alimentando il progredire della creazione di falsa memoria che vede Olindo quale aggressore. I pubblici ministeri concludono il loro verbale di assunzione di informazioni con un nulla di fatto, dicendo a Mario Frigerio di non affaticarsi, di pensare a questa cosa con tranquillità, e che l'importante di ciò che si ricorda è che ne sia sicuro, e torneranno a trovarlo tra qualche giorno. Loro stessi riconoscono la difficoltà a ricordare di Frigerio. Peccato che poi il verbale dica tutt'altro, e allora di nuovo abbiamo un verbale che non dice la verità, cioè falso. Non coincide assolutamente con quello che è accaduto, no? Quindi ripeto, cioè, ci sono state delle suggestioni reciproche. I pubblici ministeri, laddove Frigerio alle domande ha prestato acquiescenza, hanno iniziato a pensare che potesse essere l'Olindo, così come aveva scritto Gallorini. Fatto sta che Frigerio non pronuncia il nome di Olindo, presta solo acquiescenza alle domande dei pubblici ministeri, ma dirà sia prima che dopo di non ricordare nulla del suo aggressore. Quindi quello non è un riconoscimento, e non c'è coincidenza, come diceva lei, quindi tra il verbale redatto ore dopo dai pubblici ministeri e quello che effettivamente ha detto. Ecco, avvocato, noi dobbiamo salutarci, lei ha anche altri impegni urgenti, però una cosa la voglio introdurre, magari ne parliamo la prossima settimana, ed è il fatto che, terzo punto, terzo verbale che non torna, proprio quel 26, quando c'è questo verbale dei PM che non attesta il vero, mettiamola così, ne accade si verifica un altro fatto importante, cioè il carabiniere Fadda troverà la famosa traccia di sangue di Valeria Cherubini sul battitacco dell'auto di Olindo. Siamo nella stessa giornata del 26. Peccato che anche questo verbale non sta in piedi da nessuna parte, e verrà fatto pure 2 giorni dopo, pure quello,
come il verbale di Gallorì del 20 dicembre, che verrà addirittura molti, non si sa quando, però compare il 7 di gennaio, questo qui viene fatto 2 giorni dopo e non sta in piedi da nessuna parte. Questo ce l'ha spiegato il dottor Capra l'altra settimana, no? Perché se il brigadiere Fadda avesse fatto l'operazione come descritta nel verbale, per quanto fatto 2 giorni dopo, questo avrebbe dovuto comportare che la traccia da lui trovata fosse stata una traccia degradata, molto degradata, e non invece ricca, piena, come quella che esaminò invece il dottor Previdere, e che in teoria avrebbe dovuto coincidere con quella trovata dal carabiniere. Quindi abbiamo un altro verbale che non torna. Ma forse di questo è meglio che ne parliamo la prossima volta. Le lascio però la conclusione. Ci sono tutta una serie di verbali, vede, che poi sono i verbali. No, attenzione, che sono i verbali che mettono questi due nella condizione di essere colpevoli. Delle 2 prove che portano all'arresto di Olindo e Rosa, e tutte e 2 i verbali tutte e 2 i verbali, quindi tutto diciamo. Attenzione avvocato, qui non stiamo parlando di verbali, stiamo parlando di verbali in quanto, diciamo, condensano delle attività concrete fatte. Quindi, diciamo, non è questione di carte, è questione di sostanza. Assolutamente, i verbali contengono le dichiarazioni di Frigerio e diciamo indicano la traccia ematica, le uniche 2 prove che portano all'arresto di Rosy Olindo. Ma queste criticità di cui abbiamo parlato, fortissime criticità, inficiano certamente le 2 prove. E attenzione, come ha sottolineato il dottor Taffuser, da un punto di vista cronologico, questo è il lavoro che bisogna fare, perché questi 2 verranno arrestati sulla base di queste cose che stiamo analizzando adesso. Solo dopo confesseranno, poi vedremo come. E poi vedremo come, perché si spingerà per raggiungere la confessione, ma per arrestare Olindo e Rosa verranno utilizzati quei verbali e quelle 2 prove. Perché, avvocato, se avessero avuto un avvocato vero, mi viene da dire, mi consenta di dire anche questo, quei 2, se non avessero confessato, sulla base di prove raccolte e sostanziate come abbiamo descritto oggi, mai sarebbero stati condannati. Assolutamente. Guardi che per esempio su Rosa non c'era nulla, perché Frigerio addirittura non l'aveva vista, non dice nulla, non aveva detto nulla, e per la traccia ematica Rosa non ha neppure la patente, quindi su Rosa il giorno dopo davanti a un giudice l'avrebbe fatto uscire, e qualche giorno dopo sarebbe uscito anche Olindo. Il problema è che c'è la necessità di farli confessare. Si doveva dire che c'era la macchia di sangue, che Frigerio aveva riconosciuto Olindo per poterli arrestare. Una volta arrestati, le confessioni. Questo è il punto. Peccato che sui primi 2 elementi, Frigerio riconosce Olindo e la traccia ematica, ci siano verbali che attestano che queste operazioni sono state condotte in un modo che non collima affatto con quello che è accaduto realmente, cioè sono operazioni che erano contestabilissime. Ma come diceva lei, non tanto di forma, anche di forma, ma soprattutto di sostanza. Perché lì si tratta di Frigerio che indicava altri soggetti, per esempio, e non Olindo. No? E poi la traccia ematica che probabilmente e presumibilmente, così dicono i nostri esperti e così attestano anche le fotografie, diciamo, su quel battitacco, non lo so se c'è stata. Io non posso dire che quella traccia ematica certamente non è quella che ha analizzato il professor Previdere. Questo è fuori di dubbio. Quindi sono 2 cose diverse. Sembrano 2 cose diverse, sono incompatibili, cioè il ritrovamento sul battitacco con la traccia ematica che ha analizzato poi il consulente del pubblico ministero. La prossima volta ritorniamo sul traccia ematica, appunto, sotto il profilo della accuratezza dei verbali e della rispondenza al vero, perché se non rispondono al vero vuol dire che non possono essere utilizzati e che descrivono una realtà completamente diversa da quella che è accaduta realmente, cioè appunto nella sostanza, non nella forma. Diciamo che i fatti e le nuove prove attestano proprio questo. Le nuove prove attestano che il contenuto di quei verbali non è conforme a quello che è accaduto, insomma. Bene, allora, cioè molto male, e speriamo che questa cosa possa essere affrontata in un successivo giudizio, perché questo è il punto. Bisogna chiarirli tutti questi dubbi, se no quel famoso principio per cui al di là del ragionevole dubbio non si condanna, lo inceneriamo in pubblico, in piazza, e gli diamo fuoco a quell'articolo. E bisognerebbe anche chiarire che cosa è accaduto, cioè sapere chiarire cosa è accaduto nelle indagini, ecco, senza mettere coperte e lenzuola. Allora, grazie all'avvocato Fabio Schembri. Buona giornata.
Grazie. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Eccoci Giulio, siamo ancora in onda. Siamo in onda, grazie a Alessandro Pirola. Riattiviamo la condivisione perché nel frattempo cerchiamo di metterci in contatto con Alessandro Morelli per la rubrica L'Italia da fare. Intanto però ne approfittiamo per proseguire la rassegna stampa. Volevo segnalarvi ancora qualche pezzo, anzi ritornare per il momento brevemente sull'articolo di commento di Domenico Cacopardo su Italia Oggi a pagina 5 sulla sentenza sul gioielliere Mario Roggero di Grinzane e Cavour, condannato a 17 anni per aver ammazzato 2 rapinatori. Trasformare questa vicenda, scrive Cacopardo, in un terreno di scontro sinistra-destra è un errore grave che la sinistra pagherà amaramente, come amaramente sta pagando la propria incapacità di fare una politica buona che qualche soddisfazione le aveva dato in passato. Sulla scorta dei fatti, diciamo, come si
sono susseguiti. Il 8 aprile del 21 il gioielliere Ruggero reagisce a un tentativo di rapina, uccide 2 dei 3 rapinatori in fuga. Erano entrati nel suo negozio, avevano legato la figlia, minacciato la moglie con pistola a giocattolo che nessuno dei Ruggero aveva identificato come giocattolo, avevano raccattato la refurtiva mettendola in un sacchetto e raggiunto la loro auto. Lunedì 4 dicembre scorso la Corte d'Assise di Asti condanna a 17 anni Ruggero, ritenendo che la sua reazione non fosse stata legittima difesa, ma un'aggressione a scopo di omicidio, da lui effettuata in mezzo alla strada nei confronti dei 3 rapinatori in fuga. Scrive La Stampa di Torino: c'è un uomo a terra ferito da un proiettile, l'adrenalina in corpo non gli ha ancora fatto perdere i sensi. Accanto a lui c'è il gioielliere, lo colpisce con 3 calci in testa. Quell'uomo è Andrea Spinelli. Cerca di reagire, si rialza, fa qualche passo, ma crolla dopo pochi metri. Poco prima era stato ammazzato Giuseppe Mazzarino con un colpo alla schiena. Il terzo complice, Alessandro Modica, 35 anni, ferito. Va aggiunto, scrive Cacopardo, che Ruggero, prima dell'arrivo dei carabinieri, recupera il sacchetto coi gioielli nella macchina dei rapinatori e, resosi conto dell'errore, subito dopo lo rimette nell'automobile. Un racconto tutto puntato sul dopo, sulla reazione del gioielliere. Riceviamo un piccolo, minimo scorcio dell'accaduto prima nel negozio con quell'accenno al sacchetto dei gioielli. Il pubblico ministero aveva chiesto 14 anni. Naturalmente ora verrà l'appello, probabilmente la Cassazione. Parliamoci chiaro, difficilmente l'opinione pubblica approverà l'operato della Corte d'Assise di Asti. Certo, questo non importa ai magistrati e ai civili che hanno costituito l'organo giudicante. Tuttavia mancano dalla ricostruzione e dalla sentenza la valutazione del contesto. L'inseguimento dei rapitori da parte del Ruggero si realizza all'interno di un unico episodio delittuoso. I bambini entrano, legano la figlia, minacciano la moglie, raccolgono dei gioielli, li mettono in un sacchetto e fuggono. Hanno il tempo di gettare la refurtiva nell'auto, mentre sono inseguiti dal gioielliere che nell'operare mostra di certo coraggio e determinazione, ma anche uno stato psicologico devastato dall'aggressione ai suoi familiari e dalla sottrazione di preziosi. Tant'è vero che la carica nervosa in lui lo spinge a tirare qualche calcio alla testa di un ferito. È evidente che la valutazione del contesto avrebbe diversamente inciso sulla severità della decisione della Corte d'Assise, possibilmente cancellando ogni ipotesi di aggravamento della fattispecie e valorizzando le esimenti che emergono anche da una sommaria ricostruzione dei fatti. I gradi superiori di giudizio potrebbero fare giustizia, ma rimane la sensazione di una ingiusta sproporzione tra i fatti, la loro gravità, la loro concitazione, lo stress subito da Ruggero e i suoi familiari e la gelida decisione dei giudici. È immaginabile che il gioielliere abbia considerato la condanna e la sua entità un atto di persecuzione. Possibile che Eccoci, abbiamo qualcuno nel Alessandro collegio Morelli, giudicante veramente. possa aver voluto formulare un insegnamento a eventuali emuli di Ruggero. Di Ruggero, chiedo scusa. Rimangono insolute alcune questioni. Onorando il detto parce sepulto, cioè perdona chi è morto, le cronache non forniscono un profilo curricolare dei rapinatori che potrebbero incidere sulla pubblica opinione e non in senso sfavorevole al gioielliere. L'evento che inizia con l'ingresso dei rapinatori nel negozio e termina con l'omicidio non dovrebbe essere sezionabile in fasi, ma considerato come un unico evento, cioè la sentenza ha evitato di considerare proprio questo, che fa parte di un unico momento la reazione del gioielliere. Questo scrive Domenico Cacopardo su Italia Oggi. Piccola pausa e poi abbiamo con noi Alessandro Morelli. Un mondo oltre l'immaginazione. Un viaggio oltre ogni confine. Comincia l'avventura. Hai solo un'ora. Movie Time. Ogni sabato dalle ore 16. La prossima volta che vai in vacanza, sia così gentile a farci sapere dove va. Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza. Va ora in onda L'Italia da fare, il punto sulla politica economica con Alessandro Morelli. Eccoci Giulio, siamo in onda.
Alessandro, che non sento. Eccoci qua. Eccoci, adesso ti sento Alessandro, grazie, buongiorno dunque. Buongiorno a te Giulio e a tutti gli ascoltatori a Radio Libertà. Allora, abbiamo dato una notizia, ma come al solito io chiedo a te innanzitutto le cose principali delle quali ti stai occupando in questo momento, ma abbiamo dato comunque una notizia che certamente attiene alla politica economica e al più alto livello, mi viene da dire, e anche il livello che affronta Matteo Salvini nella lettera oggi sul Corriere della Sera, in prima pagina, il livello europeo, le regole europee sulla finanza pubblica e il nuovo patto di stabilità. Più tardi ascolteremo dalle 9.30 le parole del ministro Giorgetti ieri alle commissioni bilancio di Camera e Senato sulla questione appunto del nuovo patto di stabilità, che in sintesi sono le nuove regole che l'Europa più o meno impone agli Stati membri per quanto concerne la politica economica, la gestione dei bilanci, la finanza pubblica, insomma le nostre tasche in soldoni, è il caso di dirlo. Il ministro Giorgetti ha detto non possiamo accettare regole che penalizzino gli investimenti o che non siano eque e sopportabili. Mi sembra un'affermazione piuttosto rilevante, no? In termini generali, ma da quei termini generali poi discendono le politiche concrete, quelle che appunto arrivano fino alle nostre tasche, giusto? Assolutamente sì, peraltro non possiamo che ricordare che in questa fase storica anche altri paesi hanno delle criticità legate ai loro bilanci, penso alla Germania primo tra tutti, ricordiamo il periodo deflattivo nel quale versa l'economia tedesca. Dunque un interesse a questo punto sta iniziando a diventare un interesse comune, cambiare quelle regole che chiaramente non sono state scritte sulle tavole della legge, non sono i 10 comandamenti e quindi per questa ragione essendo le norme possono essere cambiate. È evidente che la trazione franco-tedesca d'Europa, in cui noi siamo stati vittime per tanti anni, anche a causa della totale insipienza della classe politica italiana, che purtroppo è stata letteralmente dell'Unione Europea con la guida franco-tedesca, e un esempio per tutti è il caso del bando del motore endotermico entro il 2035, che chiaramente è lesivo innanzitutto degli interessi della industria dell'automotive italiana, che come sappiamo è ancora oggi, magari infatti non è più un'azienda tricolore dell'auto, è uno dei pilastri della politica economica, dell'economia industriale italiana. Ora quindi l'interesse pare poter essere più largo rispetto alla necessità di cambiare queste regole. È evidente che il governo italiano sta facendo di tutto per cambiare il modello dell'approccio politico col quale l'Italia si è posta in senso europeo. Ricordo però, perché è una polemica che è sorta qualche mese fa, ora non se ne parla assolutamente più, orgogliosamente posso dire di essere stato antesignano, di aver lanciato questa polemica. Noi oggi abbiamo, se io chiamassi in questo momento al telefono il mio rappresentante del governo italiano nell'ambito dell'Unione Europea, mi risponderebbe un signore che risponde al nome di Gentiloni. Quindi persona rispettabilissima, ma che evidentemente sappiamo non avere proprio le mie stesse idee. Ecco Alessandro, il cantiere diciamo perlomeno è aperto, no? Quindi sì, la discussione non è chiusa come si poteva temere all'inizio. Tu di che cosa ti stai occupando in particolare come sottosegretario in questo momento, in questo periodo? Ieri ero all'Aquila e in questi giorni faccio il Giro d'Italia, sostanzialmente sarà la breve pausa chiaramente legata a Sant'Ambrogio, essendo noi milanesi, caro Giulio, ma poi si ricomincia il Giro d'Italia perché in tutte le regioni sostanzialmente, perché stiamo promuovendo il riparto dei fondi della sanità nazionale. Ricordo sono 137 miliardi circa che vengono letteralmente distribuiti alle regioni, con finalmente un segno positivo di fronte al bilancio nazionale della sanità, più 3 miliardi che vengono destinati appunto quota parte a ogni regione. Parte di questi fondi sono destinati a coprire i maggiori costi dell'energia, che altrimenti cadrebbero chiaramente sulle agenzie locali
del territorio per quanto riguarda la sanità e quindi indirettamente alle regioni, per coprire i maggiori costi per quanto riguarda gli stipendi di medici e infermieri e una quota a parte, 500 milioni di euro destinati a tagliare il super ticket. Quindi una ulteriore mano doverosa in questa fase, dal nostro punto di vista, sul tema della sanità. Ma il tema vero è che finalmente cambiamo il segno matematico che è di fronte, appena davanti al numero del bilancio, passando dal meno al più finalmente dopo tanti anni. Quindi diciamo scioperi ingiustificati quelli di ieri nella sanità. Allora, gli scioperi sono legati a un cambio di modello per quanto riguarda il percorso pensionistico di talune categorie, comprese quelle sanitarie. Come sapete, magari lo spieghiamo anche ai nostri ascoltatori, anzi grazie Giulio per questa opportunità. Come sapete, fino a qualche annetto fa c'erano diverse casse previdenziali in base alle varie categorie. Queste casse previdenziali davano un sostanziale vantaggio ad alcune categorie nei primi anni di percorso per accantonare appunto i denari che poi sarebbero stati legati alla pensione. Subentrando l'INPS, che ha delle logiche differenti, questi fondi erano indubbiamente inferiori rispetto a quelli accantonati da talune categorie, appunto compresi medici e infermieri, quelli sanitari. Quindi nella omologazione nell'ambito INPS di tutte le categorie, queste categorie si sarebbero trovate con una diminuzione oggi della capacità pensionistica per poi recuperare nel corso dei prossimi anni. È chiaro che se un rappresentante di queste categorie va in pensione l'anno prossimo, alla fine ha una riduzione della propria quota pensionistica. Quindi, posto tutto questo e ragionando sul fatto che per tanti anni la categoria a cui facciamo riferimento, cioè quella sanitaria, è stata definita come gli eroi grazie ai quali siamo riusciti a superare un periodo veramente complesso, che è inutile che stiamo a ricordare, a prescindere da che cosa ne pensiamo, è oggettivo che effettivamente qualche passo nei confronti di questa categoria deve essere fatto, per non rimanere alle semplici serie di parole, siete degli eroi, ma passare poi ai fatti. E dunque, preso atto di alcune rivendicazioni delle categorie sanitarie, il governo, nell'ambito del maxi emendamento dello stesso governo che presenterà in sede parlamentare, ci sarà una sostanziale revisione, perché appunto si riesca a trovare un maggiore equilibrio rispetto alle richieste delle categorie rappresentanti sanitari, con l'evidente necessità di trovare un equilibrio, come dicevo, che sia coerente anche con tutte le altre categorie di lavoratori. Ecco, su questo si sofferma nei termini che ci hai detto tu anche il ministro Schillaci in un'intervista oggi sul Corriere della Sera, dove ribadisce quello che ci hai appena detto. Mi è andata bene, Giulio. Come? Mi è andata bene, Giulio. No, nel senso che coincide esattamente con quello che dicevi tu, no? È coinvolto anche il ministro Giorgetti, perché il ministro Schillaci dice di aver concordato col ministro dell'economia appunto la salvaguardia di medici e infermieri dipendenti che vanno in pensione col trattamento di vecchiaia e quelli che hanno maturato i requisiti entro l'entrata in vigore della finanziaria. Dopodiché, per chi maturerà i requisiti in futuro, la norma verrà applicata in forma ridotta e graduale. E soprattutto, dice il ministro, questo governo non depotenzia affatto la sanità pubblica, perché questa è la prima finanziaria che dopo 10 anni incrementa le risorse complessivamente, più di 3 miliardi, proprio anche per gli stipendi, tra le altre cose, non solo per il discorso pensioni. Fatto questo, faccio un passo indietro, se permetti, Alessandro, perché torno alla lettera che citavo prima di Matteo Salvini in prima pagina oggi sul Corriere della Sera. Riporta i temi europei da cui siamo partiti, per rivedere le regole anche della finanza pubblica, per creare un'Europa diversa. Su questo si sofferma Matteo Salvini nella lettera, appunto. Per cambiare l'assetto attuale dell'Unione Europea occorre un accordo, però. Ecco, questo accordo nel centrodestra
con Forza Italia e con Fratelli d'Italia pare che però non ci sia, o sbagliamo a percepirla? Ma diciamo che il dibattito è assolutamente aperto. Io ritengo veramente sconveniente in questa fase da parte di tutti, chiaramente in questo momento in particolare il ministro Tajani è molto forte nelle proprie dichiarazioni, nelle proprie prese di posizione. Ritengo sconveniente che appunto ci siano dei diktat rispetto a questo, a quell'altro, rispetto ad iniziative o posizioni politiche in seno sia ad accordi che a scelte che l'Europa dovrà fare nei prossimi anni. Perché lo ricordo doverosamente, prima citavo il caso del bando del motore endotermico al 2035, al quale fa il paio il tema della Casa Green, che chiaramente è pesantemente lesivo degli interessi italiani, essendo l'Italia tra i principali paesi che hanno tra le loro famiglie i proprietari quantomeno della prima casa. Quindi diciamo che l'esperienza del governo Ursula, modello Ursula in Europa, non è stata proprio illuminante per gli interessi dell'Italia. E io sto citando solo 2 casi, ne potremmo citare anche molti altri. Qui a Radio Libertà avete ricordato come nell'ultima settimana il Parlamento, le assise europee abbiano sostanzialmente depotenziato tutto il tema legato al Qatar Gate. Ecco, che chiaramente ha afferito uno scandalo che ha afferito solo a una singola parte del Parlamento europeo, che è la parte della sinistra europea. Ora, è evidente che se ci fosse stata un'altra maggioranza, molto probabilmente anche su questo scandalo ci sarebbero state attenzioni forse un po' più forti. Dunque, francamente, ricevere un diktat mai con gli esponenti di alcuni partiti del centrodestra, che lo devo ricordare, sono partiti che partecipano alle elezioni nazionali ed europee, insomma in tutte le elezioni possibili e immaginabili, in paesi sui quali io non ho dubbi sul livello di democrazia. Quindi dire che questo o quell'altro sono e definirli in maniera anche molto spesso offensiva, francamente la vedo come una cosa piuttosto denigratoria, innanzitutto per gli stessi paesi e che chiaramente li ospitano, perché altrimenti se sono partiti così minacciosi, tra virgolette, allora perché partecipano alle elezioni in Germania, in Francia e negli altri paesi europei? Scusate, mi sembra una cosa talmente lapalissiana. Per di più, la vera minaccia oggi, visto che si parla tanto di questa parola tragica inventata dalla sinistra, di questo patriarcato, sottolineo che chi sta con quelli che il patriarcato lo vogliono veramente, cioè che la donna vale meno dell'uomo, le figlie possono essere promosse nei sposalizi programmati, non sono certo quelli di centrodestra, sono quelli di sinistra che peraltro in queste ore manifestano, se non pro Hamas, sostanzialmente contro Israele. Quindi diciamo che stiamo veramente parlando di un racconto del mondo al contrario, che è scandaloso, perché in questo caso non è espresso dalla sinistra che ha tutto l'interesse a trovare un centrodestra spaccato, ma è promosso da esponenti del centrodestra, peraltro italiano, che stanno facendo un'esperienza di governo di centrodestra che sta con difficoltà. Penso ai maggiori finanziamenti in legge finanziaria proprio per le donne con figli, che è una novità rispetto a quanto affermato per tanti anni a sinistra e fatto dal centrodestra, che stiamo dando un contributo vero alle fasce meno abbienti della nostra popolazione, ai lavoratori meno abbienti, che dovrebbe essere stata una battaglia della sinistra attraverso il taglio del cuneo fiscale, una battaglia della sinistra e che invece oggi viene promossa, fatta, realizzata dal centrodestra, che è contro il salario minimo a 9 euro, promuovendo invece la contrattazione collettiva, con una sinistra che invece, promuovendo la legge sul salario minimo, dimostra come i sindacati siano totalmente inutili, perché questa è la resa definitiva della sinistra nei confronti dei sindacati, che evidentemente non sono in grado di
fare una contrattazione e difendere adeguatamente i lavoratori, tanto che è necessaria una norma. Quindi stiamo veramente parlando del mondo al contrario, perdonatemi Giulio, ma per la franchezza, però a volte mi sembra veramente di vedere un film, ma un brutto film. Ecco, con un occhio all'orologio, visto il tempo che ci rimane, a proposito di sindacati, un salto lo facciamo anche a Taranto, perché i sindacati qui vogliono cacciare l'azionista indiano che controlla Acciaierie d'Italia, l'ex Ilva, in sostanza, al 62%, con una parte pubblica Invitalia al 38%. Insomma, i sindacati vogliono mandare fuori dai piedi ArcelorMittal perché sarebbe inadempiente. E oggi il giornale scrive che si va verso lo scioglimento di Acciaierie d'Italia e il commissariamento. Il dramma dell'acciaio italiano. Come lo risolviamo sto dramma? Io non sento più nessuno però in questo momento. Non so se è caduta la linea o cos'altro. Chiedo lumi ad Alessandro Pirola in regia. Eccoci, abbiamo di nuovo Alessandro Morelli. Eccoci qua. Allora, non ho sentito, ho avuto un blackout audio di Perdonami Giulio, ma qualche quando hai secondo. citato per 3 volte la parola sindacati è caduta la linea, chissà come mai. È caduta la linea. Stavo dicendo a proposito dei sindacati che in quel di Taranto, Innominabili, ex chiamiamoli Ilva, innominabili, i sindacati vogliono cacciare ArcelorMittal, l'azionista principale di Acciaierie d'Italia. Si va verso lo scioglimento, commissario alle porte, il dramma dell'acciaio italiano, titola il giornale. E come lo affrontiamo sto dramma? Ma è un dramma vero, perché sottolineo che in questa fase storica nella quale attraverso i fondi del PNRR, sui quali grande parte vengono, una quota importante, quota parte, vengono investiti in infrastrutture pesanti, penso alle ferrovie, penso chiaramente non è legato al PNRR, ma penso al grandioso investimento legato al ponte sullo Stretto di Messina, quindi a 12 miliardi di euro che sono, chiaramente avranno la necessità di avere una materia prima importante come l'acciaio per quanto riguarda le costruzioni. Dall'altra parte stiamo continuando e noi stiamo lavorando, anzi grazie Giulio per permettermi di ricordarlo, per finanziare definitivamente, cioè chiudere il percorso di finanziamento del tunnel del Brennero, che significa il tunnel più lungo del mondo, 64 km, pronto nel 2032, che vede al centro dell'attenzione chiaramente le aziende che manifatturiere non solo, le industrie in particolare del nord, che trasformano le materie prime che arrivano da tutto il mondo, realizzano dei prodotti che poi attraverso il tunnel del Brennero verranno portati in maniera molto più veloce, molto più semplice, senza i camion, eccetera, eccetera, in giro per tutta Europa. Quindi un grande sviluppo della impresa italiana e del nord Italia. Dall'altra parte abbiamo votato settimana scorsa al CIPES il definitivo ok all'attraversamento di Vicenza, alta velocità anche in questo caso. Quindi il completamento di questo asse importantissimo per tutta Italia logicamente, ma in particolare per l'area industriale del nord Italia, che potrà crescere ancora di più grazie a queste poderose infrastrutture. Ricordo, e chiudo visto il padrone tempo, Sì. la diga foranea di Genova, che permetterà al porto di Genova di essere uno dei principali porti europei, sfidando Rotterdam e Amburgo. Cioè noi stiamo facendo degli investimenti fondamentali per l'infrastrutturazione pesante del paese e in questo momento le grandi acciaierie d'Italia sono messe a repentaglio dalle scelte un po' islacche, come sono diplomatico, dei sindacati. Quindi è chiaro che noi non possiamo noi siamo coerenti, quindi non è che possiamo dire facciamo la contrattazione collettiva basandoci sul lavoro dei sindacati e dall'altra parte essere contro i sindacati. Però altrettanto è evidente come purtroppo i sindacati italiani abbiano lasciato indietro gli interessi veri dei lavoratori. Primo tra tutti ricordo il caso che ha visto una battaglia politica, una vera e propria diatriba tra Salvini e Landini, che è di fatto il nuovo leader della sinistra.
Allora, io ringrazio, saluto Alessandro Morelli, buona giornata, buon lavoro Alessandro, grazie ancora. Grazie a tutti voi e buon ascolto di Radio Libertà. E tra poco il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Avete ascoltato l'Italia da fare. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Grazie signori presidenti delle commissioni di Camera e Senato, e saluto tutti gli onorevoli colleghi deputati e senatori. 6 mesi fa sono intervenuto in Parlamento per illustrare i contenuti della comunicazione della Commissione del novembre 2022, che indicava gli elementi da considerare nella revisione del quadro delle regole di bilancio europeo per favorire una realistica, graduale e duratura degli elevati debiti pubblici, accumulati anche per rispondere alle molteplici crisi che si sono verificate negli ultimi 4 anni e promuovere al contempo una crescita sostenibile e inclusiva basata su investimenti e riforme, in particolare quelle necessarie a garantire le transizioni verdi e digitali. A quella comunicazione sono seguite le proposte legislative di modifica del quadro normativo vigente, attualmente oggetto di trattativa tra gli Stati membri. Rispetto agli orientamenti della comunicazione, le proposte in esame introducono alcuni cambiamenti che, alla luce delle posizioni espresse dagli Stati membri nei diversi comitati tecnici, la Commissione europea e successivamente, per quanto di loro competenza, le presidenze di turno svedese e spagnola hanno ritenuti necessari per favorire il raggiungimento di un accordo tra Stati con situazioni di bilancio assai diverse tra loro. Tuttavia, come avete già avuto modo di valutare anche attraverso le testimonianze degli auditi che mi hanno preceduto, la previsione di ulteriori vincoli rispetto a quanto proposto dalla Commissione potrebbe portare a un esito non pienamente conforme agli obiettivi della riforma stessa, così come delineati a partire dalla comunicazione della Commissione, vale a dire un assetto caratterizzato da semplicità e da un maggiore equilibrio tra gli obiettivi di crescita economica, di promozione della transizione ecologica e digitale, nonché di sostenibilità del debito pubblico. Negli scorsi mesi queste proposte hanno alimentato un intenso negoziato tra gli Stati membri, tenuto sia nell'ambito delle sedi istituzionali europee sia attraverso incontri bilaterali, negoziato che è ancora in corso e che, come potete apprendere anche dalle notizie di stampa, non ha finora portato alla definizione di un quadro condiviso. In vista degli incontri istituzionali previsti nei prossimi giorni a Bruxelles, cercherò di fornire una rassegna delle principali innovazioni contenute nelle proposte legislative, evidenziando in particolare gli aspetti più rilevanti rispetto agli impegni formulati dal Parlamento nelle risoluzioni dello scorso marzo. Le proposte legislative e le procedure di adozione da parte del Consiglio. Le proposte legislative in esame introducono modifiche che rivedono il braccio preventivo e il braccio correttivo del Patto di stabilità e crescita, nonché alcuni aspetti della direttiva sui quadri di bilancio numero 85 del 2011. In particolare, la proposta di regolamento 240 abroga e sostituisce il regolamento 1466 del 97 sulla sorveglianza e il coordinamento delle politiche di bilancio negli Stati membri, il cosiddetto braccio preventivo del patto. La proposta di regolamento 241 introduce modifiche di regolamento al regolamento 1467 del 97 che disciplina le procedure per la correzione dei disavanzi eccessivi, il cosiddetto braccio correttivo del patto. La procedura di adozione di queste proposte da parte del Consiglio richiede l'unanimità per quanto riguarda il braccio correttivo e una maggioranza qualificata per quello preventivo.
non potendosi tuttavia immaginare la revisione dell'uno senza quella dell'altro, è di fatto richiesta l'unanimità tra gli Stati membri. Adesso veniamo ai principali aspetti delle proposte legislative della Commissione come ad oggi integrati o modificati alla luce del negoziato delle proposte di compromesso della Presidenza spagnola. La proposta di regolamento che modifica il braccio preventivo del patto conferma lo schema della comunicazione che ho già avuto modo di presentare nel contesto di una precedente audizione parlamentare. Pur lasciando inalterati sia i limiti per il deficit e il debito stabiliti nel protocollo allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, la proposta rivede le procedure e il processo di convergenza verso tali parametri. In particolare, il nuovo schema prevede un indicatore operativo unico, la spesa primaria netta, che esclude i pagamenti per interessi e la componente della spesa primaria sensibile al ciclo economico, come quella legata ai sussidi di disoccupazione, ed è calcolata al netto delle variazioni discrezionali dal lato delle entrate. L'andamento dell'aggregato di spesa nell'arco temporale della programmazione di bilancio è definito in modo da assicurare che il rapporto debito-PIL si riduca in maniera sostenibile o che rimanga su livelli prudenti e che inoltre il disavanzo sia inferiore al limite del 3%. La sostenibilità del debito è valutata in base alla metodologia della DSA, Debt Sustainability Analysis, adottata da tempo dall'Unione Europea per i rapporti sulla sostenibilità del debito e ai fini della sorveglianza fiscale. Tramite la DSA, la Commissione propone all'inizio di ogni ciclo di pianificazione per i paesi che superano i limiti stabiliti dal Trattato una traiettoria tecnica che funga da base per la definizione dei percorsi di spesa netta alla base della programmazione pluriennale di bilancio. Nell'ambito delle trattative che hanno portato alla definizione della proposta legislativa della Commissione, si è riuscito, come potete vedere nelle proposte di regolamento al vostro esame, ad evitare che la DSA suddivida gli Stati membri per categorie di rischio, come ipotizzato nella comunicazione. La crescita dell'aggregato di spesa costituisce il parametro di riferimento utilizzato nella definizione e nella successiva valutazione dei piani fiscali e strutturali di medio periodo. I piani avranno una durata di 4 o 5 anni a seconda della durata naturale della legislatura e quindi nel caso dell'Italia il piano avrà una durata di 5 anni. Il piano proposto dallo Stato membro viene valutato positivamente dalla Commissione e approvato dal Consiglio ECOFIN e definisce l'azione di politica fiscale degli Stati membri per gli anni della sua durata. I piani contengono quindi un profilo di aggiustamento fiscale della durata minima di 4 anni per ciascuno Stato e che definisce e concorda con che lo Stato definisce e concorda con la Commissione per poi essere successivamente portato e approvato in Consiglio. La durata del piano e quella del percorso di aggiustamento quindi possono differire. Il piano ha sempre una durata di 4-5 anni, appunto in base alla durata naturale del mandato dei differenti governi. Il percorso di aggiustamento definito nei piani potrà essere più graduale e prolungato nel tempo se accompagnato da un impegno dello Stato membro a realizzare investimenti e riforme ambiziosi che contribuiscono a innalzare la crescita potenziale e migliorare la sostenibilità del debito pubblico. In questo caso